Federico Marcenas, che partita hai visto? Il tuo Valdagno comunque ha sbancato, credo anche agevolmente, il Casamore, è finita 8-2, Castiglione ci ha provato ma la differenza tecnica è enorme. Sì, credo che abbiamo entrato bene nella partita, abbiamo fatto uno gol e di ahí credo che abbiamo pensato che la partita si poneva troppo facile. Alla fine quando si arriva a questo livello si può perdere se l'atteggiamento non è il giusto, no? Non sto dicendo che il nostro atteggiamento non ha sido il giusto perché credo che non ha sido tanto un problema di atteggiamento, ma sì, oggi è stato un gioco un po' confuso. Sì, abbiamo vinto perché credo che siamo meglio come squadra individuali e anche collettivamente, ma anche il nostro portiere ha parato molto di più che normale e questo credo che è un po' nostro. Anche, claro, complimenti al giocatore de Castiglione perché sono in una posizione difficile della classifica e anche così siguen lottando e hanno fatto il suo gioco. Avrete un mese di febbraio importante perché ci sono anche due partite da recuperare e siete lì a ridosso delle prime. Sì, qui tutte le partite sono difficili, loro preferiscono giocare che allenarsi sicuramente, per questo sì, sarà un mese di febbraio difficile come è stato anche il gennaio difficile e claro, questo di stare con due partite in meno alla fine può ponere un po' di pressione sopra noi perché sappiamo alla prima quanti punti hanno gli altri relativamente a noi, ma sì, stiamo facendo il nostro cammino, credo che stiamo migliorando come squadra anche individualmente e sì, vediamo dove possiamo arrivare alla fine della stagione.